Eccoci qua cari telespettatori, siamo con i nostri commercialisti, quindi i massimi esperti in un momento di difficoltà per aiutare le aziende ad affrontare i momenti di difficoltà prima di precipitare nelle situazioni peggiori in cui non si potrebbe mai finire. Ma allora, vicepresidente, glielo avevo portato via la parola. Innanzitutto, come si fa a capire quando la propria azienda, qualsivoglia questa possa essere, perché veramente può essere un'azienda anche di dimensioni ridotte, anziché una grande realtà, è in crisi? E cosa vuol dire crisi di impresa sostanzialmente? Poi arriviamo alle procedure anche tra privati, quali possono essere, però qual è la sintomatologia? Esiste? È codificabile? La sintomatologia esiste ed è codificabile in varie situazioni. Noi siamo stati abituati a parlare sempre di insolvenza, cioè quando non si riesce più a pagare i propri debiti. Ecco, questo è già una crisi patologica, siamo già alla fine della crisi. Noi dobbiamo iniziare a preoccuparci quando abbiamo già delle micro insolvenze, quando iniziamo a non riuscire più a pagare magari alcune imposte, dell'IVA, e quando insomma ci sono dei segnali di ritardi, diciamo, di pagamenti, ma poi possono essere quelli di pagamenti, sicuramente è la prima immagine che abbiamo, ma poi possono esserci anche dei segnali fondamentalmente di ordini e quindi di mancata esecuzione di alcuni ordini all'interno dell'azienda, perché noi abbiamo un'idea di crisi diciamo un po' ristretta, no? Quindi quello che dicevo prima, solo quando non riusciamo più a pagare i debiti. In realtà la crisi nasce molto prima, la crisi nasce anche da altre tipologie di motivazione, possono essere le più disparate, e anche una cattiva organizzazione interna può essere delle risorse umane, per esempio, può essere motivo, può portare a una crisi. Questo ovviamente stiamo parlando di imprese un po' più strutturate. Bravissimo, lei ha tirato fuori però un aspetto molto rilevante per le nostre realtà imprenditoriali, una non buona organizzazione interna, quindi un'impresa non strutturata può essere a rischio. Un'impresa non strutturata che non ha un sistema, per esempio, di controllo interno, di gestione, di contabilità interna più analitica, sicuramente può essere più soggetta a incappare in situazioni di crisi, perché bisogna avere sempre il polso della situazione, bisogna sempre avere il termometro settato, non possiamo aspettare di vedere sempre dopo, fare un'analisi successiva, quindi fare una fotografia dell'anno precedente. Noi siamo abituati sempre a vedere i bilanci degli anni precedenti, ma dobbiamo anche porci in un sistema previsionale, come del resto dicevano prima giustamente i colleghi in studio, per cui è fondamentale cercare di ipotizzare sempre, di guardare al futuro e cercare sempre di strutturarci per crescere, perché è chiaro che un'azienda più piccola è, più può essere a rischio e soprattutto meno risorse interne ha per l'organizzazione interna. Per esempio i nuovi sistemi gestionali di impresa, quelli all'avanguardia che tanti imprenditori stanno analizzando per poter trovare soluzioni, per risolvere certe problematiche, secondo voi, che siete invece, diciamo, analizzate le cose in carne e ossa, sono validi oppure no? Dopo la parola anche al dottor Castelli, che sta guardando con occhio perplesso. Cosa ne dice? Cosa ne dice vicepresidente? Ma se sta parlando dell'intelligenza artificiale, immagino si riferisca a questo, no? O dei sistemi di SAP, tipo SAP per un'analisi di controllo. Io sono un po', come dire, non sono sempre favorevole a buttare tutta su numeri e sulle macchine, perché penso che il rapporto umano e il polso della situazione ce l'abbia l'imprenditore e il suo consulente, quindi fondamentalmente i numeri sono importanti, niente da dire, però non ci si può limitare esclusivamente ai numeri, ma bisogna guardare tutta una serie di circostanze, tra cui anche, cioè i numeri dell'azienda intendo, ma anche una serie di circostanze interne ed esterne all'azienda stessa, in un'analisi del mercato che non è più solo locale, ma è anche
globale oggi come oggi. Assolutamente, dopo mi parla dello sportello, ve lo chiedo, dottor Castelli, secondo lei, sa perché le chiedo? Perché in questo momento, che sembra quasi di quiescenza, in realtà tutto procede, molte aziende del settore IRP, eccetera, ha citato una, però in realtà è una delle prime, ce ne sono tantissime, si stanno facendo avanti con molta insistenza presso gli imprenditori per poter, dico propinare, insomma, per poter, diciamo in questa cosa, e i commercialisti in parte sono coinvolti, in parte dicono di non esserlo, si trovano a cose fatte, gestioni aziendali che comportano delle procedure all'estrema avanguardia che però non sempre sono compatibili con la situazione reale. Questo semplicizzato al massimo, io poi non sono assolutamente una addetti ai lavori. È correttissimo, la disamina è corretta Ecco. e condivido quello che ha appena detto il collega, cioè lo strumento aiuta sicuramente, però aiuta se l'imprenditore è convinto di fare questa crescita culturale. Perché culturale, bravissimo. Culturale, perché la pianificazione è molto più complessa dell'analisi a posteriori del bilancio o delle tasse che devo pagare rispetto all'utile dell'anno precedente. Pianificare vuol dire in qualche maniera simulare il futuro. Vuol dire investire anche in una crescita culturale aziendale, vuol dire far crescere le persone, organizzarsi all'interno della propria azienda, ma soprattutto investire anche in strumenti, ma soprattutto in un processo di formazione del mio piano. Vuol dire investire soprattutto in consulenza. Lo strumento va bene, lo strumento va scelto per ultimo. Lo strumento è corretto nel momento in cui ho già identificato la procedura. Non esiste lo strumento che mi dà la soluzione alla procedura, ma il rischio di spendere tanti soldi con strumenti validissimi, perché sono tutti molto validi gli strumenti, però in situazioni che non mi servono. Quindi va prima analizzata la necessità e sicuramente lo strumento è indispensabile in molti casi ed è molto utile, ma non prima lo strumento invece della volontà di organizzare la propria azienda. Quindi andrebbero consultati i professionisti che sono di supporto all'azienda, i commercialisti anziché altre figure. Vicepresidente, lei prima accennava a uno sportello che supporta che cosa? Nell'ambito delle procedure? Sì, noi come ordine dei dottori commercialisti di Padova nell'ormai 2016, 5 anni fa, abbiamo creato l'organismo di composizione della crisi e di sovraindebitamento, quindi abbiamo creato quello che normativamente è previsto per cercare di aiutare i privati in larga parte e le ditte, le aziende che non possono fallire perché hanno un volume d'affari basso, diciamo esemplificando in questa maniera, per aiutare ad uscire dalla crisi, guidandole. Quindi in questi 5 anni, giusto per dare qualche numero, noi pensate che abbiamo trattato 200 e più di 280 procedure, stiamo parlando quindi di una procedura a settimana e nel 2019 siamo arrivati ad avere circa 2 contatti, un contatto ogni 2 giorni presso il nostro ordine di persone in difficoltà, quindi persone privati per lo più, stiamo parlando dell'85% dei nostri contatti e un 15% di piccole aziende, di microaziende, per cercare di uscire dalla crisi. È chiaro che è un impegno importante anche perché noi a monte abbiamo uno sportello che è gestito dal nostro referente, che è la collega Maurizia Puglia, e che fa anche della consulenza propedeutica per capire se si può o meno accedere a questo strumento del sovraindebitamento e per ridare un altro numero, nel 2019, contando anche tutti i casi di contatti a questo sportello, ne contiamo 1 a giorno, tenendo conto di giorni lavorativi naturalmente. Ma ecco, sufficientemente quindi è una cifra enorme, tenendo presente che da dati abbastanza recenti stiamo parlando di quasi di debiti che il nostro organismo ha vagliato, insomma, che sono state richieste procedure per 196 milioni di euro. Quindi siccome stiamo parlando di per lo più privati, come ho detto, nella provincia di Padova capiamo che sono cifre importanti e c'è stato un calo sicuramente nel 2020, analogo a quello delle procedure che diceva il collega Grigolin, perché è chiaro che questi strumenti, in primis la moratoria del pagamento delle rate dei mutui, ha aiutato e ha diciamo, agevolato a rinviare in avanti in maniera forse erronea, perché io mi riferisco sempre a quello che ho detto prima, è meglio prevenire, per cui è bene non arrivare alla fase patologica che può essere quello che diceva prima la collega Marchetto dell'esecuzione immobiliare, cioè non dobbiamo arrivare al punto che non riusciamo più a pagare le rate del mutuo della casa e ci pignorano la casa. Non dobbiamo arrivare a questo punto, noi dobbiamo
capire un po' prima che ci siamo indebitati troppo anche personalmente, anche oltre le nostre possibilità, fatte salvo naturalmente i casi più gravi, come possono essere per esempio, e ce ne sono purtroppo tanti, di perdite di lavoro, e purtroppo ce ne saranno ancora di più quando terminerà il blocco dei dopo licenziamenti. vedremo se riusciamo ad affrontare anche quella questione. E quindi anche questa è una situazione da concentrare, da valutare. Dottoressa Marchetto, a questo proposito, è sufficientemente utilizzato, conosciuto, per quanto abbiamo dei numeri di tutto rilievo, uno sportello del genere, ed esiste anche nelle procedure concorsuali tra imprese? C'è un utilizzo sufficiente? Allora, abbiamo dei numeri? Allora, diciamo che qui parliamo, quello che è stato istituito presso il nostro ordine è lo sportello per la consulenza in tema di composizione della crisi da sovraindebitamento, come il collega Iafelice ha detto. Di che cosa si tratta in sintesi? Si tratta di una procedura che potremmo dire concorsuale, nel senso che coinvolge tutti i creditori, non già dell'imprenditore fallibile, ma del soggetto cosiddetto insolvente civile, cioè colui che non può per legge essere assoggettato alla procedura concorsuale perché non rientra, non soddisfa i criteri previsti dalla legge, può accedere a questo tipo di composizione. Che beneficio ha? Un esempio. Anche il privato che può avere, per esempio, può capitare, non so, anche il professionista, giusto per stare in tema, che per ragioni, perché ha concesso fideiussioni, perché ha avuto vicende lavorative sfortunate, c'è qualcuno anche per debiti di gioco, poi lì c'è un problema di meritevolezza. Certo. Ma anche il commerciante della situazione. Il commerciante che stia al di sotto di quelle che sono le soglie di fallibilità fissate dalla legge fallimentare. Ecco, che vantaggio ha questa procedura? È una procedura, si articola in 3 modalità, ma diciamo che tendenzialmente porta a quella che si chiama esdebitazione. Cioè, esdebitazione. Cosa vuol dire? Andare al di là dell'indebitamento? Cioè... No, è un vantaggio significativo che porta all'azzeramento, possiamo dire, del debito non soddisfatto. Quindi si supera questo benedetto indebitamento. Si supera esattamente la situazione di sovraindebitamento. Il debitore mette a disposizione quello che ha e quello serve per pagare i debitori. Quello che resta non pagato viene, tra virgolette, cancellato. Transazione totale. Sì. Si transa. È quello che nell'ambito dell'impresa si chiama concordato preventivo in generale, oppure altri strumenti che comunque possono portare o anche fallimento con l'esdebitazione finale. Questo è importante. Ci sono altre procedure, altre cose di sospensione, altri sistemi di sospensione? Ma procedure che riguardano le imprese? Sempre riguardo sia le imprese. Allora, per quanto riguarda le imprese, e per quanto riguarda il fisco anche. Allora diciamo che sappiamo tutti che esiste il fallimento, che è la procedura concorsuale diciamo regina. Poi ci sono delle procedure minori, diciamo così, per farci capire, che sono il concordato preventivo, l'accordo di ristrutturazione dei debiti. Esistono tutte ancora? Perché noi tempo addietro esistono tutte ancora, sono tutte previste dalla legge fallimentare, e quando entrerà in vigore il codice della crisi le troveremo lì con alcune modifiche. Quindi allerta, bisogna sempre stare allerta, perché prima o poi allora sì, dobbiamo sempre stare in allerta, a prescindere dal fatto che le procedure di allerta entrino o meno in vigore. Qui mi riallaccio a quello che diceva il dottor Castelli, il dottor Iafelice, perché effettivamente è molto importante per noi cercare di individuare quanto prima i segnali di crisi. L'allerta serve proprio a questo, in maniera tale da intervenire per tempo, quindi una pianificazione, una programmazione è essenziale. Per chiudere il tema delle procedure c'è poi la transazione fiscale, che è sostanzialmente una procedura che si inserisce nell'ambito delle procedure concorsuali, che può essere attivata nell'ambito del concordato preventivo piuttosto che dell'accordo di ristrutturazione dei debiti. Quindi non possiamo fare un accordo diretto con il fisco, ma lo possiamo fare congiuntamente ad altre procedure che vengono congiuntamente attivate. Ad altre procedure. Se io sono in difficoltà e ritengo che la mia crisi possa essere affrontata e risolta attraverso il ricorso a una procedura di concordato preventivo,
all'interno di quella procedura posso inserire la transazione fiscale. Ma non so, il ragionamento molto banale che possono fare certi imprenditori, dire io comunque voglio pagare i miei dipendenti. Sì. Ho l'IVA, vabbè, ho alcune tassazioni, vabbè, le accantono, ho dei debitori, dei miei creditori, li voglio pagare perché comunque sono fedeli fornitori, eccetera, e il fisco vado a trattarlo. È un ragionamento che funziona, tanti l'hanno fatto, allora, funziona o no? Bisogna fare mezzo e mezzo. Allora diciamo che tanti l'hanno fatto, lo fanno e probabilmente continueranno a farlo, ma è una pratica assolutamente da evitare. Perché sostanzialmente si lede quella che viene definita la par condicio creditorum. Nel momento in cui io mi trovassi, per le ragioni che lei ha appena citato e che sostanzialmente sono nella mente, ma sono nella mente di tutti gli imprenditori, a pagare dei fornitori e dopo non riesco a gestire la mia crisi e si apre un fallimento, quei pagamenti lì potrebbero configurare dei reati penali sostanzialmente. Questo volevo arrivare a questo, c'è un piccolo problemino qua. Lì vertiamo nell'ambito della bancarotta preferenziale, quindi bisogna stare assolutamente molto attenti. Ma non tutti sono consigliati nel modo idoneo e sono consapevoli di andare perché a finire, se non a cose fatte. Ecco, diciamo che comunque il tema della crisi è un tema, diciamo che è una materia molto complicata e quindi nel momento in cui si avverte che si stanno incontrando delle difficoltà che al di là dei sistemi che si possono implementare, che sono essenziali, e quindi mi trovo assolutamente in linea con quello che hanno detto i miei colleghi, l'imprenditore è in grado comunque di percepire che queste difficoltà continuano a diventare come dire, preoccupanti, perché sostanzialmente poi alla fine non riesco a far fronte in maniera regolare alla mia obbligazione, se non insomma adottando le soluzioni più disparate. Allora lì è bene rivolgersi a qualcuno che ha competenze specifiche in materia. Le dirò anche che molti dei commercialisti che fanno crisi hanno quali principali clienti, diciamo, o comunque collettori di lavoro i colleghi che non fanno questo tipo di attività. Quindi, quindi il collega responsabile che magari si trova di fronte a una situazione che non sa gestire, come se qualcuno venisse da me a chiedermi una consulenza in materia di diritto internazionale. Non lo so fare, quindi lo segnalo a qualcuno. Infatti lei ha proprio dato il dottor Castelli, che volevo poi interpellare a questo punto di vista, esperto di crisi, di disgrazia, di impresa, chiamiamole così, però di fatto. Quindi sostanzialmente, normalmente cosa succede? Che un imprenditore, un'azienda o quant'altro, anche la partita IVA, ha il proprio commercialista che si spera possa risolvere tutti i casi. Invece bisogna sempre più rendersi conto che quando si finisce in una di queste situazioni che abbiamo analizzato, bisognerebbe che fosse lo stesso commercialista che però indirizzasse verso un altro studio che ha delle competenze, delle specializzazioni ulteriori. Questo è un passaggio culturale sia tra di voi professionisti, che siete tantissimi, effettivamente ognuno è fatto, come diceva lei, ognuno è più o meno preparato, più o meno anziano, eccetera, ma anche tra gli imprenditori stessi. Non è una cosa semplice. Sì, deve partire assolutamente dal commercialista. Noi stiamo sensibilizzando, ci stiamo sensibilizzando tra di noi, perché ovviamente negli ultimi anni... Ma siete giovani voi ancora. Grazie. Grazie. Diciamo che la complessità sempre crescente degli ultimi anni, perché effettivamente c'è sempre maggiore complessità anche nella consulenza, ci ha portato un po' tutti a specializzarci in qualche area. Gli imprenditori inevitabilmente hanno bisogno di specializzazione. È chiaro che parte dal consulente stesso indirizzare il proprio cliente congiuntamente, magari adesso, ad un altro collega. L'imprenditore deve anche capire, però mi riallaccio a un concetto base che vorrei proprio focalizzare, deve concentrarsi un po' sulla prevenzione, cioè volevo fare un po' un aneddoto, è come il Covid può essere come la nebbia, oggi l'imprenditore si trova a guidare in mezzo alla nebbia. Allora è meglio prevenire e quindi implementare, investire qualcosa nella propria pianificazione per guidare magari con meno nebbia e quindi vedere cosa c'è dopo, oppure aspettare che le cose passino. Questo è un po' l'aneddoto corretto, quindi è parte dell'imprenditore la coscienza di dire bene, investo, perché come diceva prima il collega Marchetto, l'imprenditore si trova sempre costretto a fare un po' i conti con i soldi, quindi... Probabilmente la consulenza è l'ultima cosa dove investire, invece devo dire la verità, non perché solo siamo noi, ma è proprio in questo momento invece è cruciale investire in una consulenza corretta per pianificare correttamente. Circondarsi di professionisti che possono essere all'altezza. Cosa ne dice Vicepresidente di questo?
Beh, sono d'accordissimo, infatti il termine prevenzione l'avevo detto anche io, l'avevo usato anche io prima e non posso che essere d'accordo col collega Castelli. Tra l'altro come categoria professionale stiamo da sempre spingendo sulle specializzazioni sia per un riconoscimento normativo ma anche per un discorso proprio di aggregazioni, quindi tra professionisti, quindi non solo parlare di aggregazioni di imprese e guardare solo agli altri, ma anche dare il buon esempio, quindi già avere all'interno dei propri studi figure specializzate con più professionisti specializzati in diverse aree per dare poi ai propri clienti una consulenza a 360 gradi, che è quello che di fatto ormai richiede sempre di più il mercato, che è quello che si aspetta anche il cliente. Certo è che al di là, come hanno detto giustamente i colleghi in studio, al di là della nostra propensione alla specializzazione, che di fatto al di là dello spinta normativa che per il momento non c'è stata, ma è proprio una nostra bisogno di categoria interiore, voglio dire, ed è una cosa che viene naturale specializzarsi, come ha detto il collega Castelli prima. Pertanto è importante anche riuscire a trasmettere questa cosa agli imprenditori affinché l'imprenditore poi capisca che deve necessariamente rivolgersi al professionista per la programmazione, per la prevenzione, certo, per il futuro se stesso, perché è nei suoi interessi rivolgersi al commercialista anche per una programmazione futura. Assolutamente sì. Torniamo su questi temi, parliamo anche di sovraindebitamento ma anche di altre questioni. Pubblicità, pochi secondi, tra poco.